Il programma è realizzato in collaborazione con Gianantonio Parolini, Impresa Generale Costruzioni, MD Clinic, poliambulatorio, diagnostico e specialistico, e con la partecipazione di Donolato Rappresentanze, FST, Petas. Settima giornata del campionato eccellenza Girone A. Al comunale di Via dei Cedri si affrontano il Montorio e la Virtus Cornedo. Dirige l'incontro il signor Zaccheria, coadiuvato dai signori Cappellaro e Mangano. La gara inizia con il calcio d'avvio del Montorio. Al sesto Tomè scarica per Antolini che spedisce alta la sua conclusione. Decimo. Tanaglia batte un calcio di punizione dalla tre quarti e Vesentini di testa mette a lato. Menini allarga per Meneghelli che crossa in area. Antolini schiaccia di testa e Pilan blocca. Antolini lancia in area Quaggiotto che impegna Pilan in una difficile parata. Al 46esimo Lovato mette in area e Calgaro non riesce a colpire di testa. Il secondo tempo riprende con la battuta della Virtus Cornedo. Trivunovic apre per Lovato che controlla e tira. La conclusione viene deviata in angolo. Rom scambia con Lovato e mette al centro per Trivunovic. La sua conclusione è messa in angolo da Zocca. Dal successivo corner, Rom colpisce di testa e Rabar respinge. Cestaro batte dalla propria metà campo. Trivunovic passa a Lovato che tira. Rabar para in due tempi. Al 13esimo Calgaro si libera per la conclusione che si spegne a lato. Al 16esimo Zaccheria fischia un fallo dal limite dell'area. Alla battuta va Vesentini che piazza chirurgicamente la sfera a fil di palo e porta il Montorio sul risultato di 1-0. Al 23esimo il raddoppio. Quaggiotto lancia lungo Vesentini. Doppio dribbling ai danni di Cestaro e Vesentini infila la palla sullo stesso palo della prima rete e segna il 2-0. Un minuto dopo Quaggiotto per Tanaglia che di sinistro impegna Pilan. Al 34esimo la Virtus Cornedo ci prova da fuori area con Gima. La palla esce di poco a lato. Meneghelli per Vesentini che smarca in aria Quaggiotto che conclude in porta. Pilan respinge. 37esimo occasione per Munarini che di testa spedisce di poco a lato. Meneghelli per Cecco che conclude di sinistro. La palla sfiora il palo. Al 41esimo Vigolo scambia con Cestaro e conclude in porta. Rabar blocca a terra. Trivunovic allarga per Gima, che si coordina e tira di sinistro a lato. Una gara molto attenta e determinata per i ragazzi di Mister Paese, che realizzano la prima vittoria casalinga di questo campionato. Ed ora passiamo alle interviste. Si è conclusa questa gara, un risultato positivo per il Montorio, una gara difficile, per il primo tempo è stato molto combattuto, poi due prodezze di Vesentini hanno portato il risultato in porto. Il primo gol, molto bello da calcio di punizione, è una situazione che di solito tu hai già provato? Diciamo che fino adesso mi capita, non ho fatto tanti gol su punizione, però è parecchie settimane, forse da quando abbiamo iniziato, che mi fermo ogni allenamento per farli. E quindi per fortuna i sacrifici che fai nell'allenamento si sono ritrovati la domenica, in questo caso il mercoledì. Dicevamo di una partita difficile, dura,
c'è stato un primo tempo molto combattuto. Che cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi per darvi il maggiore carica per riuscire a vincere la partita? Beh, venivamo da due risultati non positivi. Il mister è stato bravo a farci ritrovare la concentrazione per riuscire ad affrontare la partita nel miglior modo. Se noi siamo concentrati e tutti uniti sullo stesso obiettivo, riusciamo sempre a portare a termine le partite, secondo me. Quindi il mister è stato molto bravo a farci ritrovare la concentrazione. 10 punti, siete a 5 dalla capolista, la prossima partita in trasferta con la Belfiorese. Come vi preparate a stretto giro a fare questa nuova gara? Beh, di certo arriveremo con un bel po' di entusiasmo, visto la vittoria, la prima vittoria in casa di oggi. Noi dobbiamo pensare che ogni partita per noi sarà una battaglia, noi dobbiamo riuscire a fare più punti possibili e quindi non abbiamo tempo per rilassarci o pensare ad altro. Dobbiamo subito essere pronti ad affrontare anche la Belfiorese, anche con un solo allenamento, ma la cattiveria che abbiamo visto oggi in campo, se riusciamo a mantenerla anche domenica, possiamo fare del nostro meglio. Allora ci si carica con Montorio 100%? Montorio 100%. Gara conclusa, una gara che nel primo tempo ha mostrato una qualità per entrambe le squadre, un risultato in bilico. Poi nel secondo tempo si è riusciti a trovare la chiave di lettura con due splendide reti di Vesentini. Una vittoria in casa, si ritorna a vincere in casa, una buona soddisfazione anche perché la prestazione è stata apprezzata. Senza dubbio questa sera è stata un'ottima prestazione, una prestazione di cuore, di carattere e finalmente siamo tornati a fare i 3 punti in casa contro un'ottima squadra che a mio avviso non merita la classifica che ha e darà del filo da torcere a tanti avversari perché ci ha messo in difficoltà comunque fino alla fine, nel senso che non hanno mai smesso di credere di poter recuperare la partita. Noi siamo stati molto bravi perché abbiamo usato il cuore ma anche la testa e nei momenti più difficili ci siamo compattati e siamo riusciti a portare a casa questi importanti 3 punti per noi. La società si sta organizzando molto bene per guardare al futuro. Quali sono i vostri progetti e i vostri obiettivi? Allora, i nostri obiettivi sono sicuramente di continuare dove abbiamo cominciato questa sera e riprendere un po' il percorso di creare un nuovo gruppo che possa portare il Montorio nei prossimi anni anche ad ambizioni che non le diciamo, sai che sono scaramantico quindi io non le dico, però insomma le ambizioni ci sono, la voglia c'è di far bene, i ragazzi stanno crescendo, lo staff li sta seguendo molto bene, quindi siamo fiduciosi di poter far bene in questo campionato. 100% Montorio. 100% sempre Montorio.